Il generale Mario Mori, protagonista nella lotta alla criminalità organizzata, è stato ospite di incontri e racconti a Farra di Soligo. Accompagnato dal colonnello Giuseppe De Donno, ha parlato del suo ruolo chiave nella storia italiana. Ma il dossier ricostruisce le fasi di una nostra indagine, la principale indagine, svolta quando io con l'allora capitano De Donno eravamo a Palermo e praticamente fa lo sviluppo di anni di indagine, il dossier è più informative sommate insieme. E descrive le nostre difficoltà nel fare apprezzare quell'informativa che poi fu apprezzata molto sia da Giovanni Falcone e da Paolo Borsellino prima che morissero. Mori è stato il fondatore del ROS, reparto operativo speciale dell'Arma dei Carabinieri, e ha diretto il SISDE, il Servizio Segreto Civile. Il suo libro, La verità sul dossier Mafia Appalti, scritto con il colonnello De Donno, è stato al centro del dibattito moderato da Adriana Rasera, svelando nuovi dettagli sulla presunta trattativa Stato-mafia e le indagini sulle stragi del 92 e del 93. Noi possiamo dire che nel 2024 la mafia militare, la cosiddetta mafia diciamo operativa, è sicuramente ormai in totale declino e prossima alla fine. Rimane una cultura mafiosa che purtroppo si è espansa non solo in Italia ma anche in altri paesi tipo la Germania ma anche l'Australia. Delitti importanti tipo caso Mattei, Ustica, come mai in Italia si fa fatica a trovare una verità? Perché noi non accettiamo qualsiasi verità che viene tirata fuori. Se lei ha notato qualsiasi indagine, dopo un certo numero di anni, anche un mese, viene individuata una sua verità, ma non l'accettiamo mai tutti noi questa verità. C'è sempre qualcuno, qualche bastian contrario che la prende in modo diverso e quindi continuiamo ad andare avanti. Io penso che per queste indagini che lei ha citato bisogna far passare 100 anni, quando nessuno di noi sarà più vivo, allora forse si comincerà a capire come stanno le cose.